In occasione del 30° anniversario della visita di San Giovanni Paolo II ad Agrigento è stata donata all'arcidiocesi dal cardinale Stanislao Di Vischi una reliquia ex sanguine del Papa polacco. La teca, incastonata in un'icona, è stata consegnata in forma privata all'arcivescovo Monsignor Alessandro Damiano nella giornata di ieri 7 maggio, prima della celebrazione eucaristica in cattedrale, e sarà custodita nel palazzo arcivescovile. A consegnare la reliquia sono stati Danilo Tanco e Omar Giampaolo Mohamed Ahmed. Il sindaco dottor Francesco Miccichè ha consegnato l'icona donata dalla Fondazione Teatro Valle dei Templi. Autore dell'icona è un artista ucraino, Roman Vaskly, professore di arte sacra, che ha conosciuto personalmente San Giovanni Paolo II. Trent'anni fa Santo Padre ha visitato l'indimenticabile visita ad Agrigento. Fino ad oggi tanta gente ripete parole che lui ha pronunciato in vostra diocesi e soprattutto a Agrigento. Oggi Santo Padre torna, ma torna in reliquia, che oggi ho consegnato, e anche ho visto, benedetto, immagine del Santo Padre. In questa occasione mando i miei auguri, saluti, e anche spero che devozione a San Giovanni Paolo II porterà buoni frutti. In nome del Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. E intanto, in merito sempre ai festeggiamenti per la visita del Santo Padre ad Agrigento, ieri domenica la RAI ha trasmesso una Santa Messa dalla cattedrale stessa della città. Don Damiano nella sua omelia ha voluto ricordare tale evento e anche la figura del martire Rosario Livatino. 2021, quando veniva beatificato qui in questa cattedrale di Agrigento dal nostro Papa Francesco, il magistrato martire, frutto bello e buono della nostra terra, Angelo Rosario Livatino, il quale cercò il dialogo, la pace e l'unità fino all'ultimo istante della sua vita. Ci concede il Signore risorto, per l'intercessione di Maria, Madre sua e Madre nostra, di non essere solo turisti della concordia, ma di essere concordia ovunque siamo e viviamo. Pace a tutti.